facciamo una prima distinzione, direttore, tra versamenti da busta paga e versamenti diretti. Sì, se ci mettiamo nei panni del lavoratore dipendente, egli può scegliere in effetti se versare al fondo pensione il suo contributo volontario, appunto per il tramite della busta paga, oppure effettuando un bonifico sulle coordinate bancarie del fondo. Tra le due modalità, che sono identiche, se vogliamo, dal punto di vista del recupero fiscale, tendenzialmente tendiamo a dare privilegio alla prima, cioè a quella del versamento per il tramite della busta paga, perché ha il pregio dell'immediatezza, naturalmente, quindi il recupero fiscale avviene direttamente nella busta paga in cui si va ad attivare la trattenuta, mentre se invece io vado a fare un bonifico qui alla fine dell'anno, per recuperare la fiscalità agevolata dovrò aspettare la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Quindi si innesca, oltre che un fattore tempo, anche un aspetto legato alla burocrazia, no? Avrò la necessità di portare all'attenzione del mio CAF le contabili del bonifico e la dichiarazione del fondo che rilascia il fondo all'inizio dell'anno, con cui attesta l'avvenuto versamento. Mentre diciamo che se una persona lo vuole fare tramite busta paga è naturalmente agevolato da questo punto di vista. Dopodiché, ecco, fare il versamento tramite busta paga ci consente di andare a incidere sul reddito complessivo, che è una voce molto importante perché viene spesso utilizzata per il calcolo dell'ISEE, e quindi se faccio versamenti volontari riduco il reddito complessivo e posso avere un beneficio collaterale dovuto appunto a un ISEE più basso. Questo è un tema, credo, molto importante, perché siamo nei mesi nei quali si parla spesso di inflazione, di perdite di valore d'acquisto, quindi essere particolarmente attenti su queste variabili credo non sia indifferente. Diciamo così, tuttavia, che rimanendo anche nell'ambito della busta paga ci sono due possibilità. Il lavoratore può effettuare il versamento volontario chiedendo all'azienda, tramite l'apposita modulistica, di incrementare la percentuale di trattenuta a suo carico, oppure può chiedere all'azienda di effettuare un versamento una tantum, imponiamo una trattenuta, che ne so io, di 300 euro, quello che è, dalla tredicesima, che viene attivata appunto solo in questo momento e in relazione alla possibilità anche di contribuzione. Ecco, quindi per riassumere possiamo dire che le due alternative sono fiscalmente equivalenti, però il primo caso ha tre pregi: nessun impatto burocratico, lo sconto fiscale immediato in busta paga e i vantaggi collaterali su ISEE e detrazioni, come ci ha appena spiegato. È proprio così, diciamo, quindi ferma restando la massima flessibilità per il fondo, questo è un aspetto indifferente, e poi occorre dire che naturalmente parliamo di versamenti volontari, ci siamo focalizzati sui lavoratori dipendenti, ma esiste anche il mondo dei lavoratori autonomi, dove il concetto di busta paga, diciamo, non è quello consueto, per cui per un lavoratore autonomo la via unica, possiamo dire, per il versamento al fondo pensione è quella proprio del bonifico, del versamento del prelievo dal conto corrente con il recupero fiscale l'anno dopo in dichiarazione dei redditi. Quindi neutralità fiscale tra le due modalità, però ecco, per il dipendente una serie di vantaggi collaterali più ampia nel momento in cui si adopera il percorso del versamento tramite busta paga. Possiamo fare un esempio concreto per capire a quanto ammonta il risparmio fiscale? Beh sì, diciamo abbastanza facile se vogliamo. Banalmente un cittadino che dovesse versare 1000 euro, uso la cifra tonda, ma poi naturalmente la questione vale in termini generali, 1000 euro al fondo di previdenza complementare ha un risparmio fiscale di 250 euro, 260, 270, dipende un po' dalle addizionali comunali e regionali a cui, e quella regionale a cui complessivamente è assoggettato il reddito di quel lavoratore. Faccio riferimento naturalmente ad una persona con una paga media, al nostro iscritto medio che ha una paga mensile di 1400 euro. Chiaramente il vantaggio fiscale che contraddistingue il risparmio nel fondo pensione non si realizza soltanto attraverso l'effetto della deducibilità. Occorre dire anche che anche i rendimenti maturati dal fondo pensione godono di una fiscalità maggiormente agevolata rispetto all'investimento, magari, che ne so, in un fondo comune di investimento oppure in una obbligazione emessa da una società o da una banca. Infine, e qui
parlo soprattutto per i dipendenti, nel confronto con la tassazione del TFR mantenuto in azienda, va sottolineato che la prestazione finale che va a erogare il fondo pensione, la rendita pensionistica, la liquidazione in forma capitale, paga una tassazione molto più bassa rispetto a quella che normalmente è prevista per il TFR tenuto in azienda e ricevuto per il tramite della consueta liquidazione. Quindi, che ne so, il lavoratore che tiene il TFR in azienda, sempre il nostro lavoratore medio, con la paga che prima abbiamo descritto, vedrà assoggettato il suo TFR, la sua liquidazione, a una tassazione cosiddetta separata che normalmente oscilla intorno al 23-24%. Ecco, la stessa somma, se versata al fondo pensione, al termine del percorso lavorativo subisce invece una tassazione al massimo del 15% e questa tassazione si riduce in virtù dell'anzianità acquisita dal lavoratore nel fondo pensione o nei fondi pensione, potrebbe anche averne cambiato qualcuno, si riduce di uno 0,30% l'anno, dicevo, per ogni anno di anzianità successivo al 15° fino a un minimo del 9%. Ecco dunque Chiaro. che, per esempio, i soggetti fiscalmente a carico iscritti da giovani andranno a pagare sul loro futuro TFR il 9%, avendo accumulato anzianità, invece che il 23%. Un bel regalo. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.